Buonasera da Telecolor, nuova edizione di Sicilia 24, questi i titoli del giornale. Anche quest'anno Sant'Agata d'estate a Catania, oggi la festa che ricorda il ritorno in città delle reliquie della patrona. L'arcivescovo Luigi Renna nell'omelia "Basta alibi, risolleviamo la città". Lievitano i prezzi della benzina, stangata per gli automobilisti, in autostrada superati 2 euro al litro. Il Codacons annuncia esposti nei controlli della Guardia di Finanza quasi 800 le violazioni. Diventa questione europea il caro voli. Dopo Ryanair, contro il decreto del governo italiano scende in campo l'associazione delle compagnie Airlines for Europe. Rimane alto il prezzo dei biglietti da e per la Sicilia. Tentato omicidio di aprile a Catania, incastrati dallo specchietto multimediale, 2 persone sono state arrestate grazie alle immagini riprese in tempo reale da un dispositivo retrovisore installato su un'autovettura. Migranti in fila per la speranza, ancora sbarchi a Lampedusa e l'hotspot nuovamente pieno, si svuota a Porto Empedocle nell'Agrigentino. La prefettura organizza i trasferimenti, arrestati 6 pescatori pirati tunisini che depredavano i barchini. L'Etna, il richiamo dei turisti tra escursioni e selfie in alta quota, le guide naturalistiche, c'è un aumento di presenze sul versante nord dopo la flessione del 30% dell'anno scorso. Calcio e vigilia di campionato per il Palermo in Serie B, che domani giocherà allo stadio San Nicola contro il Bari. Corini conferma lo stesso 11 sceso in campo a Cagliari per la Coppa Italia. Ancora buonasera da Telecolor. Come avete sentito dai titoli, oggi la festa di Sant'Agata d'estate a Catania per il ritorno delle spoglie della martire dopo 879 anni. La processione attorno alla cattedrale si è appena conclusa e noi ci colleghiamo in diretta con la cattedrale, dove c'è la nostra Daide Barbagallo che ha seguito tutti i momenti di queste celebrazioni. A te, Adelaide. Piazza Duomo si sta lentamente spopolando, il busto reliquiario di Sant'Agata da poco è entrato in cattedrale dopo la breve processione, una processione che è iniziata subito dopo la celebrazione eucaristica di Monsignor Luigi Renna. Diversi i momenti toccanti di questa processione, il primo la fermata davanti all'altarino della Madonna della Lettera e i fuochi d'artificio, e poi l'altra fermata in piazza San Placido, l'incontro con i disabili. Anche qui l'arcivescovo ha usato parole di conforto con chi in questo momento si trova nella sofferenza. Una processione scandita da tante preghiere, da tante invocazioni. Quella del 17 agosto è la festa che ricorda il ritorno in patria, in città, delle reliquie di Sant'Agata, ed è una processione molto intensa, molto intima. Forti come sempre le parole dell'arcivescovo Monsignor Luigi Renna, che nella sua omelia più volte ha utilizzato la parola cura nelle relazioni umane, cura del proprio corpo, cura in famiglia, cura per i più piccoli, cura per la città. Ma sentiamo uno stralcio dell'omelia e poi la linea può tornare allo studio. Non diciamo mai, ma siamo in Sicilia. Lasciamoci alle spalle quei passaggi del noto romanzo Il Gattopardo, con quell'espressione rassegnata del principe di Salina al delegato del governo piemontese: il sonno, caro chevalier, è ciò che i siciliani vogliono. No, queste sono cose dell'Ottocento. I siciliani vogliono la qualità della vita e hanno smentito quella frase con i loro Pino Puglisi, Rosario Livatino, Piersanti Mattarella, Pippo Fava, Biagio Conte e tanti altri. Sono questi i modelli, non gli alibi di una letteratura che ci fa rassegnare. Sono quelli a cui voi giovani soprattutto, chiamati dal Papa a Lisbona a brillare alla luce di Cristo, siete chiamati ad ispirarvi. Perciò prendiamoci cura della nostra città,
tutti, perché il nobile nome di cittadini che risuonerà tra poco al passaggio di Sant'Agata sia confermato dalla coscienza pura di chi dice che ha fatto tutto il possibile per la sua città, e solo quando avremo fatto tutto il possibile per Catania potremo dire viva Sant'Agata. Ecco, questa è l'ampia parte dedicata alle celebrazioni delle feste agatine. Andiamo avanti con il giornale. Carburanti alle stelle, la stangata è servita per i vacanzieri con la benzina che supera i 2 euro al litro. Il Codacons annuncia esposti in 104 procure, mentre la Guardia di Finanza ha effettuato oltre 1 migliaio di controlli sulla rete nazionale, riscontrando quasi 800 violazioni. De Mana. La stangata è servita sulla strada per le vacanze e mentre lo Stato incassa oltre 2 miliardi di euro dal gettito sui carburanti, gli automobilisti incassano un'altra batosta, come se non bastassero le tante accise, oboli che si trascinano dal dopoguerra e che tartassano chi si muove su 2 o 4 ruote. Nonostante l'obbligo di esporre ai distributori cartelli con il prezzo medio dei carburanti, i prezzi alla pompa corrono, con Asso Utenti che segnala aumenti da 14 giorni consecutivi. Spostarsi costa, così l'umore dei vacanzieri non è dei migliori, specie per chi fa lunghi tragitti. Al nord è uguale, ragazzi, non cambia assolutamente niente, solo che in autostrada costa un po' di più. Da Milano in Sicilia finora quanto vi è costato? Quanto ci è costato? 2 piene e mezzo, 300 euro. Il pieno è d'obbligo. Da dove venite? Veniamo da Roma. Destinazione? Scala di Turchi, Agrigento. E diciamo così, la strada è bella, però il caro carburanti non ci aiuta. Traffico, poco traffico, questo è sintomo, non lo so, di malessere generale, vuol dire perché i prezzi dei carburanti sono alle stelle, anche se vedo che qua sono più bassi rispetto al nord. In Umbria si attestavano intorno ai 2,24 servito, 2,34. Per risparmiare, oltre al self-service, questo ragazzo ha deciso di restare in Sicilia. La benzina è altissima, come si può vedere, quindi comunque ci godiamo la Sicilia, anche se potremmo goderla a prezzi più ragionevoli. Per l'alta volatilità dei prezzi dei carburanti, la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli sulla rete nazionale. Dal 1 agosto sono stati effettuati 1230 interventi, trovando irregolarità in 325 casi, con la contestazione di quasi 800 violazioni. Ed insorge il Codacons che annuncia una raffica di esposti. Chiediamo alla magistratura di intervenire sui rincari che si registrano in occasione delle partenze degli italiani, aprendo un'indagine tesa a verificare la possibile fattispecie di aggiotaggio. Vogliamo capire quale sia la causa dei repentini aumenti dei listini alla pompa e se vi siano possibili manovre speculative finalizzate ad alzare i prezzi in occasione degli spostamenti dei cittadini. Da un caro prezzi a un altro caro, il caro voli, e la battaglia che ne è scaturita diventa una questione continentale. L'Associazione Europea delle Compagnie Aeree si è rivolta all'Unione Europea contro il decreto voluto dal governo italiano. Intanto il prezzo dei voli per la Sicilia continua a restare alto. Marco Carli. La guerra dei cieli assume contorni europei. Dopo Ryanair, contro il decreto del governo italiano sul caro voli, scende in campo l'Associazione Europea delle Compagnie Aeree, Airline for Europe. Il quadro è noto: da una parte le compagnie che appoggiano la propria tesi sul libero mercato, dall'altra l'Italia che vuole evitare speculazioni. Airline for Europe si rivolge alla Commissione e, lamentando un possibile effetto domino in altri paesi, chiede se il provvedimento non violi il diritto delle compagnie aeree di competere fra di loro fissando prezzi e servizi. Per il Ministero delle Imprese del Made in Italy però le misure annunciate sono pienamente in linea con le direttive europee in materia di tutela dei consumatori. C'è poi la tutela della privacy con l'algoritmo che il Ministero definisce una pratica commerciale distorsiva. Infine l'affondo, il tema fondante è quello delle speculazioni che hanno coinvolto molto da vicino la nostra isola. Il Ministero ha infatti ribadito di essere intervenuto dopo fenomeni speculativi evidenziati dal garante della concorrenza nelle tratte da e verso la Sicilia. Basta tornare al passato, anche quello più recente, per rendersi conto della situazione. Lo ha fatto l'ENAC, che ha appurato come il costo dei biglietti sia cresciuto in modo del tutto anomalo proprio in coincidenza con eventi come il deragliamento del treno merci nei pressi della stazione di Firenze Castello o dell'alluvione in Emilia-Romagna, quando non erano utilizzabili altri mezzi di trasporto. Lo stesso è successo lunedì scorso in Sicilia, quando a causa della cenere è stato chiuso l'aeroporto di Catania, con voli per Milano che arrivavano a costare fino a 500 euro o oltre. E la situazione non cambia molto in questi giorni, visto che è periodo di rientro. Se un volo da Fontanarossa
rossa a Milano da acquistare nelle prossime 24 ore costa attorno ai 400 euro, i prezzi incominciano a scendere solo a partire dal weekend. Insomma, la guerra dei cieli continua e il costo dei voli, complice il periodo, intanto resta alto per una regione che chiede una continuità territoriale mai attuata. La pagina della cronaca, incastrati dallo specchietto multimediale. A Catania 2 persone sono state arrestate grazie alle immagini riprese in tempo reale da un dispositivo retrovisore installato su un'autovettura che passava nel momento del tentato omicidio avvenuto all'aprile scorso. Ancora De Mana. Uno scooter con 2 persone a bordo, il passeggero scende e ha una pistola, si sentono esplodere alcuni colpi. È la scena ripresa in video e in audio dallo specchietto multimediale di un'auto che stava transitando a Catania sul corso Indipendenza all'altezza con via La Marmora. Un tentato omicidio avvenuto il 27 aprile scorso, immortalato dalla telecamera e che ha fatto pienamente luce sulla gambizzazione di un 27enne. La vittima, centrata con 2 colpi, è rimasta ferita al ginocchio ed è stata giudicata guaribile in 15 giorni. A sparare, secondo l'accusa, sarebbe stato Giuseppe Concetto Piterà, 32 anni, mentre alla guida dello scooter c'era il 32enne Mario Leonardi. I 2 sono stati arrestati dalla squadra mobile di Catania per tentato omicidio aggravato, porto e detenzione illegale di una pistola con matricola a brasa e ricettazione. Durante le indagini, il 9 maggio scorso, la polizia ha proceduto all'arresto di Leonardi perché trovato in possesso della pistola calibro 7,65 che dagli accertamenti balistici effettuati è risultata quella utilizzata da Piterà. Dopo le formalità di rito, Piterà è stato condotto in carcere. A Leonardi il provvedimento restrittivo è stato notificato in cella dal momento che era già detenuto. Restano in carcere i 6 pescatori pirati originari della Tunisia arrestati a Lampedusa. Avevano rubato il motore del barchino dove viaggiavano 49 migranti ai quali avevano rubato anche dei soldi. Intanto si è svuotata in parte l'area pre-identificazione del Porto Empedocle, dove si è svolto anche un flash mob pacifico. È sempre emergenza migranti nella isola delle Pelagie, dove l'hotspot ospita di nuovo oltre 2000 persone. Davide Sardo. Il minuzioso racconto agli investigatori della squadra mobile di Agrigento di uno dei 49 migranti che erano a bordo del barchino salpato da Sfax, agganciato e depredato nella tarda mattinata di sabato dai pescatori pirati, ha portato al fermo dei 6 tunisini dell'equipaggio del peschereccio Zora. Il GIP di Agrigento Stefano Zammuto ha convalidato il fermo e ha disposto per tutti gli indagati la custodia cautelare in carcere, contestando loro il reato di pirateria. Secondo l'accusa, e grazie anche alla testimonianza del migrante, i pescatori pirati tunisini hanno rubato il motore del barchino in ferro e il denaro di cui erano in possesso i 49 migranti. Intanto si è svuotata in parte l'area pre-identificazione del porto di Porto Empedocle, dove ieri sera sono stati trasferiti circa 600 migranti provenienti dall'hotspot di Lampedusa. La nave Galaxy ha trasferito anche la salma di un migrante sulla quale è stata disposta l'autopsia. Dinanzi alla struttura stamani si è svolto un pacifico flash mob dei laici comboniani di Agrigento per esprimere vicinanza ai tanti ospiti e nel contempo per denunciare le lacune. Il prefetto Filippo Romano, presente alla manifestazione, ha assicurato la rapida realizzazione di un centro d'accoglienza nei pressi del porto. L'area pre-identificazione tornerà a riempirsi tra stasera e domani all'alba con l'arrivo di 800 migranti. Un uomo di 33 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Ragusa in flagranza di reato per estorsione. È stato bloccato dopo aver ricevuto una tangente da un imprenditore al quale aveva chiesto il pizzo di 300 euro a settimana in cambio della protezione. L'operazione di polizia è scattata dopo la denuncia della vittima. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo subito dopo. Seconda parte, brucia dal primo pomeriggio di oggi Monte San Giuliano a Caltanissetta. I vigili del fuoco sono stati impegnati con 3 mezzi di terra per spegnere le fiamme che in poco tempo si sono propagate a fuoco sterpaglie, alberi, macchia mediterranea. Una densa nube di fumo si è alzata sul monumento del Redentore ed è stato visibile da diverse parti della città. Adesso ci spostiamo sull'Etna, che si conferma una grande attrazione. Per le guide c'è un aumento dei
dei turisti sul versante nord del vulcano dopo una flessione del 30% dall'anno scorso. Da Quota 2008 vediamo le immagini e i protagonisti di un'escursione in cima all'Etna. Ce ne parla Giusy Lazzara. Siamo a quota 2800 metri sul livello del mare a Etna Nord. In questo momento stiamo conducendo i nostri turisti qui nell'area per ammirare l'area sommitale del vulcano in sicurezza e come dicevamo questa mattina anche abbiamo ricevuto un afflusso un po' più importante di turisti rispetto alla scorsa settimana, quindi l'incremento è avvenuto in questo periodo. Dopo lo stop di un giorno per l'eruzione di Ferragosto si torna dunque a salire sul vulcano e si riparte dopo la flessione del 30% di presenze turistiche dell'anno scorso. Nel mese di giugno e luglio abbiamo avuto un forte calo dovuto soprattutto all'inflazione, al caro prezzi e poi anche al fatto che di recente si sono aggiunti problemi all'aeroporto con numerose disdette. Si partiva l'anno scorso con un numero di 30-40 persone, quest'anno per i 2 mesi interi non abbiamo superato le 10-12 unità al giorno, quindi sto parlando per l'escursione in area sommitale. L'Etna comunque resta la meta preferita soprattutto di francesi, olandesi e belgi, fra i più appassionati del vulcano. Rientrato all'allarme dopo l'eruzione e l'emissione di cenere, nella sala operativa dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania l'osservazione è costante. L'attività di degassamento dai crateri della Bocca Nuova e da sud-est segnano un rientro della fase eruttiva. Non si può escludere, dicono però dall'INGV, un'evoluzione dei fenomeni in corso verso un'attività effusiva sommitale. Tutto sull'Etna, si sa, è in continuo divenire da sempre. Non ancora inaugurato lo spazio sport in Piazza Europa a Catania è terra di nessuno. Attrezzi divelti e utilizzati senza il collaudo. La segnalazione è arrivata alla rubrica Ditelo al vostro TG. Ancora, Giusy Lazzara. Piazza Europa, lungomare di Catania, lo spazio sport non è stato ancora inaugurato. I rifiuti comunque sono sotto i muretti, gli attrezzi ginnici, divelti e riposizionati. La segnalazione di una telespettatrice alla nostra chat WhatsApp al 342 74 55005 per la rubrica Ditelo al vostro TG. Camminando a piedi, dice la telespettatrice, vedo il degrado e l'incuria di strade e piazze. Lo spazio sport, aggiunge, è stato realizzato con i fondi PON e costato 600.000 euro. Lo vediamo, scartati gli imballaggi dagli attrezzi per l'attività fisica, sono stati già utilizzati dai cittadini incivili senza autorizzazioni e senza alcun collaudo. Una delle attrezzature, lo vediamo, racconta la telespettatrice, era stata staccata e abbandonata dentro l'area. Poi gli operai della ditta del cantiere hanno rimesso a posto e questa volta assicurato meglio l'attrezzo al terreno. Segni di inciviltà urbana, l'amaro commento della telespettatrice, lontano da quei paesi che queste aree le vivono e le rispettano. Ci fermiamo ancora per uno stacco pubblicitario e torniamo con il calcio. Siamo al calcio, vigilia di campionato per il Palermo che domani sera giocherà allo stadio San Nicola contro il Bari. Corini conferma lo stesso 11 che ha giocato a Cagliari in Coppa Italia. Marco Gullà. Finalmente campionato, vigilia per il Palermo che domani sera al San Nicola giocherà contro il Bari per la prima giornata di Serie B. Un anticipo di lusso. I rosanero sono candidati da outsider alla promozione, la società ci sta lavorando. Eugenio Corini sa bene che partire con un risultato positivo darebbe già uno slancio importante. Il modulo è sempre il 4-3-3 con possibilità di cambiare gara in corso come visto contro il Cagliari. Aurelio è l'unico indisponibile, per il resto l'organico al completo, anche se ancora servono ulteriori rinforzi. C'è la volontà di fare delle cose, le vedrete nei prossimi giorni, non sicuramente prima di Bari, ma la società sta lavorando secondo me nella maniera giusta e come dicevo abbiamo fatto un mercato per alzare il livello della rosa, vogliamo completare questo mercato e di conseguenza ho chiesto determinati giocatori e spero e penso che possano arrivare e sicuramente arriveranno dopo Bari, qui in questo momento va la nostra totale concentrazione contro una squadra, prima appunto dicevo che il Cagliari ha vinto i playoff, dunque è una squadra che è stata competitiva per vincere il campionato e poi è riuscito a vincerlo, il Bari lo è stato altrettanto perché insomma ha perso una finale playoff a 2 minuti dalla fine. In avanti domani al San Nicola si procederà con quello che Corini ritiene il tridente titolare, Insigne è confermato sulla destra, Brunori al centro e Di Mariano a sinistra, Soleri, Mancuso e Valente partono dalla panchina pronti ad aiutare a gara in corso. Per il resto
resto tutto confermato con il doppio regista Stulaz Gomez nel Bari, tridente offensivo formato da Moracchioli, Nasti e Sibilli. Il già è finito, grazie per l'attenzione a tutti, buona serata. Buongiorno da Sicilia 24, i titoli di questa edizione. Festa di Sant'Agata d'estate a Catania, devoti in processione ricordano il ritorno da Costantinopoli delle reliquie della martire, invocazioni, preghiere e l'esortazione dell'arcivescovo Renna, prendiamoci cura della nostra città. Il caro voli diventa questione europea. Dopo Ryanair, contro il decreto del governo italiano scende in campo l'associazione delle compagnie Airlines for Europe. Rimane alto il prezzo dei biglietti da e per la Sicilia. Lievitano i prezzi della benzina stangata per gli automobilisti in autostrada, superati 2 euro al litro. Il Codacons annuncia esposti. Nei controlli della Guardia di Finanza quasi 800 le violazioni. Etna, il vulcano, è tra le mete preferite dei turisti. Le guide naturalistiche registrano un aumento di presenze sul versante nord dopo la flessione del 30% dell'anno scorso. Calcio, esordio in campionato per il Palermo in Serie B, impegnato al San Nicola contro il Bari. Corini conferma lo stesso 11 cesso in campo a Cagliari per la Coppa Italia. Bentrovati a Sicilia 24, amore e devozione. Catania ha riabbracciato la Santa Patrona nella festa d'estate che ricorda il ritorno in città delle reliquie della martire. La solenne celebrazione con l'invito dell'arcivescovo Renna ad essere cittadini impegnati a diventare migliori e a rendere migliore la città, prendendosene cura. Poi la processione e il rientro in cattedrale poco prima delle 22. Tonino De Mana. Il popolo di Agata, così confidenzialmente viene chiamata la Santa Patrona dai suoi devoti, si è riunito per celebrare il ritorno a Catania delle reliquie della martire da Costantinopoli. È l'897° anniversario. Sacco bianco, scuffietta in testa e sventolio di fazzoletti con le immancabili invocazioni. Nel momento più emozionante, l'apertura della cameretta ed il ritrovarsi al cospetto del busto reliquiario di Agata. Tutto secondo il tradizionale cerimoniale. Il primo giro di chiave per aprire la porta lo ha dato l'arcivescovo, il secondo il sindaco della città. Per il neocittadino Enrico Trantino è stata la prima volta. Il simbolico saluto ai fedeli e poi il busto è stato posto sul tronetto accanto all'altare maggiore. Dopo le restrizioni imposte dalla pandemia, adesso è stato possibile anche baciare le reliquie. In serata alle 19 la messa solenne dell'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, concelebrata insieme agli arcivescovi Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI, Salvatore Pappalardo e Salvatore Cristina. Tra le autorità presenti il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi. Come al solito intensa e ricca di significati l'omelia di Monsignor Renna, che ha citato anche il compianto Battiato e la sua cura, invitando tutti a prenderci cura di noi stessi, degli altri e della vita sociale. I siciliani vogliono la qualità della vita e hanno smentito quella frase con i loro Pino Puglisi, Rosario Livatino, Piersanti Mattarella, Pippo Fava, Biagio Conte e tanti altri. Sono questi i modelli, non gli alibi di una letteratura che ci fa rassegnare. Sono quelli a cui voi giovani soprattutto, chiamati dal Papa a Lisbona a brillare alla luce di Cristo, siete chiamati ad ispirarvi. Perciò prendiamoci cura della nostra città, tutti. Dopo la messa si è svolta la processione del busto reliquiario di Sant'Agata intorno all'isolato della cattedrale, animata dai fuochi pirotecnici e da preghiere e canti grazie ad un impianto di amplificazione lungo il tragitto. Infine, il rientro della Santa Patrona poco prima delle 22 e la chiusura del sacello, fasi seguite con una lunga diretta da Telecolor. Ed ora l'attesa è tutta per febbraio 2024, quando lo sguardo di Agata incrocerà quello dei devoti catanesi. Il prezzo dei voli da e per la Sicilia continua a restare alto, mentre la battaglia sul caro voli diventa una questione continentale. L'Associazione delle compagnie aeree si è rivolta all'Unione Europea contro il decreto voluto dal governo italiano. Sentiamo Marco Carli.
La guerra dei cieli assume contorni europei. Dopo Ryanair, contro il decreto del governo italiano sul caro voli, scende in campo l'Associazione Europea delle Compagnie Aeree, Airline for Europe. Il quadro è noto: da una parte le compagnie che appoggiano la propria tesi sul libero mercato, dall'altra l'Italia che vuole evitare speculazioni. Airline for Europe si rivolge alla Commissione e, lamentando un possibile effetto domino in altri paesi, chiede se il provvedimento non violi il diritto delle compagnie aeree di competere fra di loro fissando prezzi e servizi. Per il Ministero delle Imprese del Made in Italy, però, le misure annunciate sono pienamente in linea con le direttive europee in materia di tutela dei consumatori. C'è poi la tutela della privacy con l'algoritmo, che il Ministero definisce una pratica commerciale distorsiva. Infine l'affondo, il tema fondante è quello delle speculazioni che hanno coinvolto molto da vicino la nostra isola. Il Ministero ha infatti ribadito di essere intervenuto dopo fenomeni speculativi evidenziati dal garante della concorrenza nelle tratte da e verso la Sicilia. Basta tornare al passato, anche quello più recente, per rendersi conto della situazione. Lo ha fatto l'ENAC, che ha appurato come il costo dei biglietti sia cresciuto in modo del tutto anomalo proprio in coincidenza con eventi come il deragliamento del treno merci nei pressi della stazione di Firenze Castello o dell'alluvione in Emilia-Romagna, quando non erano utilizzabili altri mezzi di trasporto. Lo stesso è successo lunedì scorso in Sicilia, quando a causa della cenere è stato chiuso l'aeroporto di Catania, con voli per Milano che arrivavano a costare fino a 500 euro o oltre. E la situazione non cambia molto in questi giorni, visto che è periodo di rientro. Se un volo da Fontanarossa a Milano da acquistare nelle prossime 24 ore costa attorno ai 400 euro, i prezzi incominciano a scendere solo a partire dal weekend. Insomma, la guerra dei cieli continua e il costo dei voli, complice il periodo, intanto resta alto per una regione che chiede una continuità territoriale mai attuata. Dalla caro voli al caro benzina, il costo del carburante diventa una stangata in periodo estivo per i vacanzieri. La benzina, che supera i 2 euro al litro, è un salasso per chi viaggia in auto. Il Codacons annuncia esposti in 104 procure, mentre la Guardia di Finanza intensifica i controlli. Tonino De Mano. La stangata è servita sulla strada per le vacanze e mentre lo Stato incassa oltre 2 miliardi di euro dal gettito sui carburanti, gli automobilisti incassano un'altra batosta, come se non bastassero le tante accise, oboli che si trascinano dal dopoguerra e che tartassano chi si muove su 2 o 4 ruote. Nonostante l'obbligo di esporre ai distributori cartelli con il prezzo medio dei carburanti, i prezzi alla pompa corrono, con Assoutenti che segnala aumenti da 14 giorni consecutivi. Spostarsi costa, così l'umore dei vacanzieri non è dei migliori, specie per chi fa lunghi tragitti. Al nord è uguale, ragazzi, non cambia assolutamente niente, solo che in autostrada costa un po' di più. Da Milano in Sicilia finora quanto vi è costato? Quanto ci è costato? 2 pieni e mezzo, 300 euro. Il pieno è d'obbligo. Da dove venite? Veniamo da Roma. Destinazione? Scala di Turchi, Agrigento. E diciamo così, la strada è bella, però il caro carburanti non ci aiuta. Traffico, poco traffico, questo è sintomo, non lo so, di malessere generale, vuol dire perché i prezzi dei carburanti sono alle stelle, anche se vedo che qua sono più bassi rispetto al nord. In Umbria si attestavano intorno ai 2,24 servito, 2,34. Per risparmiare, oltre al self-service, questo ragazzo ha deciso di restare in Sicilia. La benzina è altissima, come si può vedere, quindi comunque ci godiamo la Sicilia, anche se potremmo goderla a prezzi più ragionevoli. Per l'alta volatilità dei prezzi dei carburanti, la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli sulla rete nazionale. Dal 1 agosto sono stati effettuati 1230 interventi, trovando irregolarità in 325 casi, con la contestazione di quasi 800 violazioni. Ed insorge il Codacons, che annuncia una raffica di esposti. Chiediamo alla magistratura di intervenire sui rincari che si registrano in occasione delle partenze degli italiani, aprendo un'indagine tesa a verificare la possibile fattispecie di aggiotaggio. Vogliamo capire quale sia la causa dei repentini aumenti dei listini alla pompa e se vi siano possibili manovre speculative finalizzate ad alzare i prezzi in occasione degli spostamenti dei cittadini. Un uomo è morto folgorato da una scarica elettrica mentre era al lavoro in località Scoglitti, frazione di Vittoria. La vittima è Vincenzo Zangari, volontario della protezione civile del comune di Vittoria. Dai primi accertamenti l'uomo è stato colpito da una potente scarica elettrica mentre era impegnato nel sistemare un attrezzo. Sulle cause della tragedia indagano i carabinieri, il nucleo ispettorato del lavoro. Zangari aveva 59 anni, lascia la madre, la moglie e 2 figlie. Restano in carcere i 6 pescatori pirati originari della Tunisia arrestati a Lampedusa.
avevano rubato il motore del barchino dove viaggiavano 49 migranti ai quali avevano rubato anche i soldi. Intanto si è svuotata in parte l'area pre-identificazione del porto Empedocle dove si è svolto un flash mob pacifico ed è sempre emergenza migranti invece a Lampedusa dove l'hotspot ospita di nuovo oltre 2000 persone. Davide Sardo. Il minuzioso racconto agli investigatori della squadra mobile di Agrigento di uno dei 49 migranti che erano a bordo del barchino salpato da Sfax, agganciato e depredato nella tarda mattinata di sabato dai pescatori pirati, ha portato al fermo dei 6 tunisini dell'equipaggio del peschereccio Zora. Il GIP di Agrigento Stefano Zammuto ha convalidato il fermo e ha disposto per tutti gli indagati la custodia cautelare in carcere, contestando loro il reato di pirateria. Secondo l'accusa, e grazie anche alla testimonianza del migrante, i pescatori pirati tunisini hanno rubato il motore del barchino in ferro e il denaro di cui erano in possesso i 49 migranti. Intanto si è svuotata in parte l'area pre-identificazione del porto di Porto Empedocle. Sono stati trasferiti circa 600 migranti provenienti dall'hotspot di Lampedusa. La nave Galaxy ha trasferito anche la salma di un migrante sulla quale è stata disposta l'autopsia. Dinanzi alla struttura stamani si è svolto un pacifico flash mob dei laici comboniani di Agrigento per esprimere vicinanza ai tanti ospiti e nel contempo per denunciare le lacune. Il prefetto Filippo Romano, presente alla manifestazione, ha assicurato la rapida realizzazione di un centro d'accoglienza nei pressi del porto. E adesso una notizia appena giunta: avrebbero violentato a turno in 7 una giovane portata in una zona appartata di Palermo lo scorso 7 luglio. Con questa accusa i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza in carcere messa dal GIP di Palermo e dal GIP del Tribunale per i minorenni nei confronti di 3 giovani e un minorenne. Nei giorni scorsi erano stati arrestati altri 3 presunti complici che avrebbero partecipato allo stupro. Sono tutti accusati di violenza sessuale di gruppo. Le indagini sono scattate dopo la denuncia della vittima. Adesso una pausa, tra poco. Eccoci rientrati in studio. L'Etna, grande attrazione in questo mese di agosto. Per le guide c'è un aumento dei turisti sul versante nord del vulcano dopo una flessione del 30% che è stata registrata l'anno scorso. Da quota 2.800 le immagini e i protagonisti di un'escursione in cima all'Etna. Giusy Lazzara. Siamo a quota 2.800 metri sul livello del mare a Etna Nord. In questo momento stiamo conducendo i nostri turisti qui nell'area per ammirare l'area sommitale del vulcano in sicurezza e come dicevamo questa mattina anche abbiamo ricevuto un afflusso un po' più importante di turisti rispetto alla scorsa settimana, quindi l'incremento è avvenuto in questo periodo. Dopo lo stop di un giorno per l'eruzione di Ferragosto si torna dunque a salire sul vulcano e si riparte dopo la flessione del 30% di presenze turistiche dell'anno scorso. Nel mese di giugno e luglio abbiamo avuto un forte calo dovuto soprattutto all'inflazione, al caro prezzi e poi anche al fatto che di recente si sono aggiunti problemi all'aeroporto con numerose disdette. Si partiva l'anno scorso con un numero di 30-40 persone, quest'anno per i 2 mesi interi non abbiamo superato le 10-12 unità al giorno, quindi sto parlando per l'escursione in area sommitale. L'Etna comunque resta la meta preferita soprattutto di francesi, olandesi e belgi, fra i più appassionati del vulcano. Rientrato all'allarme dopo l'eruzione e l'emissione di cenere, nella sala operativa dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania l'osservazione è costante. L'attività di degassamento dai crateri della Bocca Nuova e da sud-est segnano un rientro della fase eruttiva. Non si può escludere, dicono però dall'INGV, un'evoluzione dei fenomeni in corso verso un'attività effusiva sommitale. Tutto sull'Etna, si sa, è in continuo divenire da sempre. Non ancora inaugurato lo spazio sport in Piazza Europa a Catania è terra di nessuno, attrezzi divelti e utilizzati senza collaudo. La segnalazione è arrivata alla rubrica Ditelo al vostro TG. Sentiamo. Piazza Europa, lungomare di Catania, lo spazio sport non è stato ancora inaugurato.
I rifiuti comunque sono sotto i muretti, gli attrezzi ginnici, divelti e riposizionati. La segnalazione di una telespettatrice alla nostra chat WhatsApp al 342 74 55005 per la rubrica Ditelo al vostro TG. Camminando a piedi, dice la telespettatrice, vedo il degrado e l'incuria di strade e piazze. Lo spazio sport, aggiunge, è stato realizzato con i fondi PON e costato 600.000 euro. Lo vediamo, scartati gli imballaggi dagli attrezzi per l'attività fisica, sono stati già utilizzati dai cittadini incivili senza autorizzazioni e senza alcun collaudo. Una delle attrezzature, lo vediamo, racconta la telespettatrice, era stata staccata e abbandonata dentro l'area. Poi gli operai della ditta del cantiere hanno rimesso a posto e questa volta assicurato meglio l'attrezzo al terreno. Segni di inciviltà urbana, l'amaro commento della telespettatrice, lontano da quei paesi che queste aree le vivono e le rispettano. Ancora una breve pausa e poi il calcio. Ed eccoci al calcio, questa sera scatta il campionato di Serie B, esordio in trasferta per il Palermo che rende visita al Bari. Corini conferma lo stesso 11 che ha giocato a Cagliari in Coppa Italia. Marco Gullà. Finalmente campionato, giocherà contro il Bari per la prima giornata di Serie B. Un anticipo di lusso. I rosanero sono candidati da outsider alla promozione, la società ci sta lavorando. Eugenio Corini sa bene che partire con un risultato positivo darebbe già uno slancio importante. Il modulo è sempre il 4-3-3, con possibilità di cambiare gara in corso, come visto contro il Cagliari. Aurelio è l'unico indisponibile, per il resto l'organico al completo, anche se ancora servono ulteriori rinforzi. C'è la volontà di fare delle cose, le vedrete nei prossimi giorni, non sicuramente prima di Bari, ma la società sta lavorando secondo me nella maniera giusta e come dicevo abbiamo fatto un mercato per alzare il livello della rosa, vogliamo completare questo mercato e di conseguenza ho chiesto determinati giocatori e spero e penso che possano arrivare e sicuramente arriveranno dopo Bari, qui in questo momento va la nostra totale concentrazione contro una squadra, prima appunto dicevo che il Cagliari ha vinto i playoff, dunque è una squadra che è stata competitiva per vincere il campionato e poi è riuscito a vincerlo, il Bari lo è stato altrettanto perché insomma ha perso una finale playoff a 2 minuti dalla fine. In avanti domani al San Nicola si procederà con quello che Corini ritiene il tridente titolare. Insigne è confermato sulla destra, Brunore al centro e Di Mariano a sinistra. Soleri, Mancuso e Valente partono dalla panchina pronti ad aiutare a gara in corso. Per il resto tutto confermato con il doppio regista Stulaz Gomez nel Bari, tridente offensivo formato da Moracchioli, Nasti e Sibilli. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona giornata, il prossimo appuntamento è alle 14.